La mia lingua. 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 Per me la lingua gorsa è la lingua di Ugore. Quando è che avete imparato a fare la corsa? Allora, l'imparare di la lingua si è fatta in casa, dirà mamma chi l'ha imparata, che ce l'ha imparata, soprattutto quando era mugiava e si è fatto così, al principio si è fatto così e dopo in paese come cacao. Quando la dublate a lingua corsa? E io provo a dublarla il più possibile, ma è vero che si può mica sempre va, allora in casa con l'amico, non trovare dei sociali di noi e poi anche per il lavoro perché faccio l'inventario del patrimonio e invece ci parlano sempre in corso per conoscere un nome di luoghi, si conoscono in corso e mica in francese, i Biagna, Piadia. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? La lingua corsa per me è la lingua di Ugor, è la lingua di Ugor, non si può mica spiegare bene di maniera veramente naturale di radio perché si ingranda quella, non è mica qualcosa che viene dopo, che si deve imparare all'età di 20 o 30 anni, è perché da poi si parla, allora è veramente una cosa naturale. Come dite la bene di la lingua corsa? Allora, io mi piacerebbe di dire perché c'è una passione, e la lingua di nostra antenati, la lingua che è sempre stata qui, la lingua della terra, e poi c'è assai associa, assai idee per sviluppare questa lingua. No, di radio, perché deve essere trasmesso e io voglio fare. Forse che un giorno sarà radio mamma e voglio che mi dite più tardi parlassi in corso.